Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Frangi74. Oggi prepariamo insieme la torta pasqualina. Oggi prepariamo la torta pasqualina che tutti noi conosciamo e nella maggior parte dei casi portiamo a Pasquetta per la famosa scampagnata, perché è una torta salata che è buonissima calda ma ancora di più fredda. Quella classica è con le bietole o gli spinaci, noi oggi prepareremo con le spinaci, addirittura si dice che abbia origine nel Medioevo, quindi si preparava addirittura nel Medioevo. Che dire, adesso vediamo gli ingredienti e come si fa. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono circa 650 g di spinaci, 6 uova, 40 g di parmigiano reggiano, 40 g di pecorino sardo stagionato, 200 g di ricotta di pecora, sale, pepe e 2 rotoli di pasta sfoglia rotonda. Iniziamo subito con la nostra preparazione. Ho qui vicino a me gli spinaci freschi. Io sto usando questi perché insomma mi piacciono di più, ma possiamo utilizzare anche gli spinaci a cubetti congelati senza problemi naturalmente. Poi anche per quanto riguarda la sfoglia, io sto usando una pasta sfoglia già pronta. Vi potete cimentare direttamente a fare una pasta sfoglia in casa, però a quel punto non risulterebbe più una ricetta veloce. Noi in questo caso oggi vogliamo fare una ricetta abbastanza facile e veloce. Dunque passiamo, io per il momento ho lavato bene i miei spinaci, li pulirò, toglierò ovviamente le radici e andrò a bollirli in acqua salata per circa 10 minuti. Abbiamo salato l'acqua e adesso mettiamo i nostri spinaci. Nella cottura ovviamente questi scenderanno. Ok, gli spinaci sono in pentola, li lasciamo cuocere in acqua salata 10 minuti. Dopo 10 minuti di cottura ho spento il fuoco, ho scolato gli spinaci, li ho messi appunto con la pasta e poi li ho strizzati per bene. Sono ancora leggermente tiepidi, quindi li ho strizzati bene con un cucchiaio. E adesso possiamo trasferirli direttamente in una ciotola. Avete visto come sono diminuiti di volume? Sembravano tantissimi, invece sono diventati così. Allora, se vogliamo possiamo lasciare le foglie intere oppure le possiamo tagliare un pochino con una forbice oppure con un coltello, naturalmente, come viene meglio. Ok, una volta fatta questa operazione prendiamo la ricotta, la mettiamo dentro con una forchetta, schiacciamo e amalgamiamo agli spinaci. Allora, se non vi piace la ricotta di pecora potete utilizzare anche una ricotta vaccina oppure fare metà vaccina e metà di pecora. A questo punto uniamo un uovo al nostro composto e poi uniamo i 40 g di pecorino e 40 g di parmigiano. E continuiamo ad amalgamare. Uniamo anche un pizzico di pepe e poi un pizzico di sale. Basta semplicemente un pizzico perché già ci sono i formaggi che sono abbastanza saporiti. Allora, il nostro composto è pronto.
A questo punto prendiamo una tortiera abbastanza alta, da 22 o da 24 cm, prendiamo la nostra pasta sfoglia e la adagiamo direttamente sulla teglia, in questo modo. Bucherelliamo la base con i rebi di una forchetta. Adesso mettiamo il ripieno, quindi il nostro composto di spinaci, ricotta e formaggi, direttamente sulla pasta sfoglia. Dobbiamo appiattire bene, quindi livellare. Una volta livellato il ripieno di ricotta e spinaci e formaggi nella base della nostra pasqualina, dobbiamo fare degli incavi. Io uso, diciamo, una tazzina, ognuno usa insomma quello che crede, quindi facciamo dei posti . Ok, una volta che abbiamo fatto questi incavi, magari li sistemiamo, sì. Ci andiamo a mettere le uova dentro. Adesso mettiamo l'altra sfoglia sopra direttamente. Con un coltello rifiliamo i bordi. Quindi una volta che abbiamo tolto i bordi in eccesso, andiamo a chiudere proprio la nostra torta, quindi ripiegando così i bordi, facendo una pressione con le dita. Ho rifilato la carta forno con una forbice per evitare che si bruci in cottura e poi con una forchetta andrò di nuovo a bucherellare la pasqualina in modo tale che non si gonfi troppo in cottura. Poi, siccome ci sono c'è avanzata un po' di pasta, se vogliamo possiamo fare qualche decoro da mettere sopra. Io in questo caso ho qualche fiorellino. Magari se abbiamo degli stampini di tema pasquali, per esempio, possiamo metterli. Insomma, anche qui entra in gioco la nostra fantasia, come dico sempre. Insomma. Allora, una volta che ho terminato di fare qualche decoro, rompo l'ultimo uovo e lo uso per spennellarlo sopra. La mia torta pasqualina è pronta per essere infornata a forno già caldo, 180 gradi, modalità ventilata per 60 minuti. Allora, trascorso il tempo di cottura, ho sfornato la torta pasqualina, l'ho lasciata leggermente intipidire, così possiamo toglierla dalla tortiera.
bella alta. Ora dobbiamo, con l'aiuto di una spatola, trasferirla magari su un piatto da portata in modo tale che si sfreddi un altro pochino. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!